Non abbiamo dormito nonostante abbiamo preso un po' di calmanti. Io pensavo solo alla nostra salute. L'ennesima vittima di furti, con la voce ancora rotta dallo shock, racconta così gli istanti durante i quali con il marito si è trovata faccia a faccia con due malviventi nella loro abitazione a Loria. La coppia è rientrata dopo alcune commissioni intorno alle 18:30, nota la porta aperta e la luce accesa. Pensa subito che si tratti del figlio e inizia a chiamarlo. Abbiamo chiamato ancora nostro figlio e abbiamo visto una pila, una torcia puntarci contro il viso e lì non abbiamo subito realizzato cosa fosse successo. E poi mio marito ha iniziato a dire: cosa fate qui? E, e lì ho visto un fuggi fuggi, le uniche parole che loro hanno detto in casa. Sono ancora agitata, sinceramente, perché rivivo quei momenti. Calmi, facciamo niente, calmi, facciamo niente. I ladri tentano di uscire da una finestra sul retro, ma la trovano bloccata. A quel punto tornano sui loro passi. Sono tornati nella porta di entrata che io ero lì. Cioè, vi sono passati a fianco. Ci sono passati vicino, mi hanno preso la borsa, gliel'ha strappata di mano, mio marito è riuscito a salvare la borsa. Spariti un bracciale e un orologio che la sessantenne aveva regalato al marito, la fede appartenuta al padre del padrone di casa e una sua medaglia Avis. Ricordi persi per sempre, ma la cosa importante è che non ci abbiano fatto male, racconta ancora la vittima. Io ho visto che avevano un cacciavite molto lungo in mano e lì si realizza sempre dopo che le cose sono andate per la nostra salute nel modo migliore. Abbiamo le gambe che ci tremano entrambi. Il governo deve fare qualcosa come leggi più severe, pene più severe, non prenderli e poi rilasciarli. Vogliamo solo essere più tutelati in Italia su queste cose che accadono quotidianamente. Un appello simile a quello lanciato dai nostri microfoni al ministro Nordio anche da Christian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, che martedì 20 febbraio alle 20:30 per la prima volta a Treviso incontrerà i cittadini per una serata informativa.